Ciao a tutti, oggi vi presento un piatto tradizionale siciliano delle feste, il falso magro. Gli ingredienti sono un pezzo di carne da chilo circa distribuito in un'unica fetta, spinaci freschi, cipolla, prezzemolo e poi ovviamente per la farcia serve una frittata, quindi le uova, il parmigiano, del formaggio per riempire il falso magro, la mortadella, si potrebbe anche mettere del prosciutto cotto o della pancetta e poi sale, pepe, olio extravergine di oliva e vino bianco per sfumare. Vi servirà anche uno spago da cucina per legare la carne. La prima preparazione che vi conviene fare è la cottura degli spinaci. Vi consiglio di utilizzarli freschi perché contengono meno acqua di quelli surgelati e semplicemente di saltarli in padella con un po' di burro o un pizzichino di sale. Quando saranno cotti dovete soltanto metterli in un colapasta in maniera che continuino a perdere l'acqua in eccesso. Poi preparate una normalissima frittata con uova, sale, pepe, prezzemolo e parmigiano reggiano. Parliamo della carne che è l'ingrediente fondamentale. Il falso magro o farsu magro è un piatto tradizionale siciliano. A Palermo si fa tradizionalmente in bianco, cioè agglassato con un sugo a base di cipolle e vino bianco, mentre nel messinese e nel catanese si prepara in rosso, quindi cotto nel sugo di pomodoro. Il taglio della carne è la cosa più difficile da reperire. Quella che viene utilizzata normalmente in Sicilia è la copertina di sotto. È fondamentale che il falso magro, cioè la carne che racchiude il ripieno, sia tenera, quindi se viene tagliata un po' troppo spessa, come anche nel caso di questa carne che sto utilizzando io, il segreto è prendere un batticarne e sfibrarla battendola ripetutamente. E quanto al ripieno, la frittata va benissimo, alcuni mettono le uova sode, io trovo più saporita la frittata. La verdura ci vuole, spinaci o erbette, il formaggio ci sta ovviamente bene, abbiate cura che sia un formaggio non stagionatissimo, però non fresco, perché poi in cottura altrimenti si scioglie e tende a fuoriuscire dal falso magro. Quanto al salume, io utilizzo la mortadella. Si può usare anche il prosciutto cotto, c'è chi usa la pancetta coppata, non quella tesa, e il prosciutto crudo. Io il prosciutto crudo lo sconsiglio perché poi alla fine il piatto risulta sempre un pochino troppo salato. Stendete sulla carne la mortadella, poi la frittata, sopra la frittata gli spinaci ben strizzati e infine il pezzo di formaggio in un'unica fetta, in maniera che si sciolga durante la cottura ma parzialmente, altrimenti finirà nel sugo. È fatale. Non vi resta che arrotolare il falso magro strettamente, facendo in modo che nessuna parte del ripieno fuoriesca. Più la carne sarà sottile, più vi verrà semplice la chiusura. Nel caso in cui sia veramente sottile, come viene tagliata in Sicilia, potete semplicemente rimboccare i lembi, un po' come si fa per le braciole alla messinese. In questo caso la carne è leggermente spessa e quindi abbiamo preferito fermarlo con degli stuzzicadenti. Chiudetelo bene in maniera che non fuoriesca il ripieno. Quando avrete sigillato bene il falso magro, che in realtà è solo un grande involtino come potete vedere, dovete legarlo con lo spago da cucina. Quindi legatelo nel senso della lunghezza, della larghezza e poi tutto attorno in maniera da tenerlo il più fermo possibile. Salate il falso magro massaggiandolo bene con il sale da tutti i lati e mettetelo da parte. Affettiamo delle cipolle grossolane perché tanto poi il sugo andrà frullato. Scaldiamo un poco di olio extravergine di oliva in un tegame capiente e iniziamo a rosolare il falso magro da tutte le parti. Non abbiate fretta durante questa operazione perché più la carne verrà rosolata, più poi sarà saporita, durerà meno la cottura e il sugo avrà quel gusto buono di caramellatura, di rosolatura. Quando la carne sarà rosolata da tutti i lati, aggiungiamo le cipolle e poi un poco di aromi, quelli che preferite. A me piace molto il profumo della salvia e del rosmarino. Sfumiamo con il vino bianco, un vino bianco secco, non aromatico, e lasciamo evaporare l'alcol. Copriamo e cuociamo il falso magro a fuoco basso per almeno un'ora e mezza. Dopo un'ora e mezza la carne sarà cotta perfettamente anche all'interno, non resta che frullare il sugo di cottura, dico frullarlo perché ci sono i pezzettini di cipolla per cui ovviamente è meglio averlo omogeneo, poi rimetterlo in tegame. Ora un piccolo segreto, anziché farlo ridurre semplicemente sobbollendo, che solitamente viene un po' troppo salato, io aggiungo un pezzettino di burro manipolato con un pochino di maizena, così il burro con la maizena farà addensare la salsa e non si formeranno grumi. Servite il falso magro tagliato a fette non troppo sottili, il classico contorno sono le patate al forno ma anche i piselli in umido.
Per la ricetta con dosi e ingredienti passo passo vi rimando al sito Siciliani Creativi in Cucina, dove trovate tutte le mie ricette siciliane, e vi auguro buon appetito!